Buongiorno e ben trovati al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della salute. Quest'oggi parliamo di giovani e isolamento sociale, come superare questo disagio in crescita nel mondo occidentale. Lo faremo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. In studio con me il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Buongiorno e ben trovato nei nostri studi. Grazie di essere con noi. Allora, di che fenomeno parliamo e da quando abbiamo iniziato a osservare questo cambiamento tra i giovani e questo disagio crescente? Disagio crescente che noi vediamo sicuramente in modo evidente da quello che è stato tutto l'isolamento che abbiamo visto durante il periodo Covid, ma in realtà troviamo delle tracce di questo in tempi ben precedenti e quindi già da 15-20 anni si comincia a parlare di una sorta di fobia sociale diffusa, cioè di un timore da parte delle nuove generazioni di condividere, di trovare degli spazi aggregativi in modo spontaneo e con leggerezza, quindi che diventi anche un atto quotidiano. Non certo per colpa loro, che anzi stanno semplicemente vivendo quello che è il loro tempo, no? Quindi, come dico spesso, se noi prendessimo un qualsiasi adulto del giorno d'oggi e lo mettessimo diciamo, nella condizione di essere attualmente un adolescente, avrebbe probabilmente, con alta probabilità, il medesimo comportamento. Chiaro che stiamo assistendo ad un peggioramento post-Covid, non stiamo dando la colpa solamente a quello che è stato un isolamento forzato, ma possiamo dare una responsabilità a diversi fattori, no? Purtroppo la scienza, quando indaga, cerca di indagare al meglio e l'essere umano invece ama trovare un colpevole delle cose. Qua ci sono diverse responsabilità. La responsabilità è in parte di questa nuova modalità con cui abbiamo imparato a stare e con cui hanno imparato anche i giovani. Un'altra causa sicuramente è tutta la questione dell'uso della tecnologia e dei mezzi di comunicazione, che anch'essa lentamente, una gocciolina ogni giorno, come le gocce d'acqua che bucano la roccia, anch'essa in qualche modo ha creato un varco al mettersi in relazione, e lo mettiamo tra molte virgolette, virtuale, piuttosto che mettersi in relazione dal vivo, in presenza. Questo è un problema, secondo me, lo possiamo proprio chiamare un problema, perché togliamo ai nostri ragazzi, ai nostri bambini e ai nostri giovani la possibilità di fare un'esperienza diretta di relazione, che è qualcosa che il nostro sistema nervoso centrale e il nostro cervello amano tantissimo, oltre alle nostre emozioni, perché apprendiamo molto da un punto di vista appunto di tutte le sinergie che vanno a crearsi, dell'empatia, di tutte quelle narrazioni che noi stessi facciamo all'interno del nostro mondo di relazioni. Altre questioni sono legate poi al tipo di vita che stiamo conducendo, almeno a livello di Occidente, perché questi disturbi li vediamo diffondersi soprattutto a livello delle culture europee, statunitensi e altri continenti dove c'è questo stile di vita che possiamo chiamare avanzato. In parte le questioni del non socializzare dal vivo possiamo anche attribuirle ad una certa campagna che viene fatta a livello della rete di internet piuttosto che altri canali comunicativi, che tenderebbero a mettere forse troppo in guardia i nostri giovani, forse a preoccuparli troppo rispetto all'altra persona, e quindi si trovano in una situazione in cui sono sostanzialmente inibiti dall'avvicinare l'altro. Ma perché mai dovrò andare all'oratorio piuttosto che in piazza, piuttosto che nel locale, quando in fondo posso giocare alla PlayStation col microfono, col nesso, piuttosto che scrivere, mandare un audio, fare una videochiamata? E questo purtroppo, secondo me, è una grande trappola per tutti noi. Non solo i giovani, anche gli adulti a volte. I giovani chiaramente hanno questa necessità
spontanea, fisiologica di relazione qua viene molto inibita. Ed è molto evidente quando si verifica. Ricordo ai nostri telespettatori che siamo rigorosamente in diretta, quindi aspettiamo le vostre telefonate con una domanda, una curiosità da porre al dottor Canil. 0422 1628 332, il numero che state vedendo in sovraimpressione per intervenire in diretta nella nostra chiacchierata. Dottor Canil, quando parliamo e sentiamo parlare di sindrome Hikikomori, è questo che stiamo intendendo, cioè quell'isolamento sociale al quale i giovani appartengono, quindi un distacco, un disagio che vivono e che li impone di rinchiudersi in se stessi? La sindrome di Hikikomori è qualcosa di ancora più intenso, no? Noi chiamiamo sindrome tutto ciò che non è un reale disturbo, ma non è che non sia reale una sindrome, è reale, ma non abbiamo ancora ben capito quali siano le cause, quindi mettiamo insieme una serie di sintomi e osservazioni. La sindrome di Hikikomori è quel che potremmo definire come l'atto più estremo dell'isolamento sociale, in cui per lo più l'adolescente comincia a vivere letteralmente nella propria stanza. Quindi attraverso il periodo dell'adolescenza, che è quello in cui ci si separa dai genitori, si individua noi stessi, come già diceva Freud più di un secolo fa, e si cominciano delle esperienze che permettono di abbandonare progressivamente quello che è il mondo famiglia e di avvicinarsi invece al branco, al gruppo di coetanei e quindi creare nuove sinergie. L'Hikikomori interviene su persone che tendenzialmente hanno già aspetti di fobia sociale piuttosto che una timidezza molto marcata o chi soffre di quella sottile ma tagliente emozione di cui a volte si parla troppo poco, che è il senso di colpa. Il vissuto di colpa diventa un elemento che impedisce l'esplorazione spontanea dell'ambiente e quindi impedisce anche in un certo senso l'evoluzione della persona. Abbiamo barattato purtroppo all'interno della colpa la sicurezza col bisogno esplorativo e quindi le persone, i ragazzi soprattutto, tenderebbero con questi elementi a isolarsi. Parliamo di Hikikomori, parliamo di una sindrome molto gravosa. Ovviamente genitori molto preoccupati, ragazzi che non escono letteralmente più dalla propria stanza se non per andare alla toilette e quindi tutte le possibilità di socializzazione vengono eliminate, tendenzialmente vivono davanti allo schermo del computer, tentando di sublimare, direbbe uno psicoanalista classico, giustamente, quel bisogno esplorativo e quel bisogno relazionale attraverso però uno schermo, attraverso una macchina che in realtà, se dà delle informazioni, e qua apriamo una grossa parentesi sulla correttezza o meno di quello che noi troviamo in rete, nei forum, in tutta questa infodemia di cui a mio avviso è bene ricominciare a parlare. Ecco, barattiamo questo, ma non abbiamo più la possibilità all'interno di Hikikomori di fare l'esperienza diretta. L'esperienza è fondamentale perché è quello che più di ogni altra cosa il nostro cervello registra. Noi prendiamo ad esempio i bambini molto piccoli in età prescolare, spesso hanno delle memorie da un punto di vista emotivo, ma non più delle memorie quando sono grandi di ciò che hanno fatto nel dettaglio ovviamente. Quella è l'esperienza qualitativamente più alta perché crea poi quella che viene chiamata la base sicura di cui si è parlato appunto negli studi di Bowlby, ma diciamo più in generale la base della propria personalità. Quell'esperienza diretta rimane sotto forma di emozione, quindi sotto forma simbolica anche se vogliamo, ma è quella che governerà il timone della nostra vita, cioè quella che darà la direzione al bambino e poi all'adulto, quindi è qualcosa di importantissimo. Lì dove, ad esempio nell'Hikikomori, troviamo forme troppo estreme di isolamento, viene bloccata in realtà quell'esperienza, quindi anche l'uscita eventualmente spontanea dei nostri giovani da un periodo di Hikikomori non sarà per nulla facile. Quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto i genitori, gli insegnanti, cercare di cogliere subito i sintomi precoci e cercare di fare in modo che non avvenga, diciamo, l'esprimersi proprio di questa sindrome. In questa sindrome normalmente l'adolescente prova vissuti di vergogna, di colpa, non desidera contatto con nessuno, nemmeno con i genitori, il dialogo è molto
troppo ristretto anche con i genitori stessi e quindi l'isolamento avviene davvero a 360 gradi. Posso immaginare quanto sia complesso per chi sta attorno a questi ragazzi cercare di aiutarli e di farli uscire da una condizione così, insomma, di disagio profondo, non riuscendo a entrare in contatto e in dialogo con loro. Molto complesso, perché normalmente un genitore si trova a non sapere se forzare un pochino la situazione e provare ad accedere al suo micromondo del proprio figlio e quindi sentirsi in qualche modo un invasore all'interno del suo spazio intimo che diventa la camera, ma quella camera è uno spazio intimo, psichico in realtà, in cui non desidera il contatto con gli altri perché non desidera essere osservato. Come se l'essere osservato mettesse troppo in rilievo delle caratteristiche che l'adolescente pensa che siano sgradite agli altri e quindi se sono sgradite verrebbe allontanato e abbandonato, respinto, preventivamente lo fa lui e quindi per evitare di essere criticato e poi abbandonato sostanzialmente egli stesso va ad abbandonare tutto il suo mondo di micro e macro relazioni per proteggersi. È una forma eccessiva che deve farci pensare sicuramente a un retroterra di tipo personologico, culturale, di qualche vissuto o trauma di cui a volte i genitori purtroppo non hanno percezione e quindi non sanno nemmeno come poter intervenire, ma ecco, questi sono un po' gli elementi fondanti. Ecco, tornando, dottor Canilla, all'isolamento sociale, è un fenomeno che riguarda entrambi i sessi, quindi maschi e femmine insomma possono essere colpiti, però le ragazze forse risultano essere quelle un po' più inclini a ritirarsi socialmente rispetto ai ragazzi. È così? C'è una spiegazione? Perché accade? Sembrerebbe di sì. Adesso come dire, stiamo investigando, stiamo tentando di approfondire le ricerche che attualmente sono in corso proprio questo aspetto. Il perché, per ora possiamo parzialmente rispondere a livello scientifico. Ci sono dei vissuti da un punto di vista estetico e quindi quello di cui parlavo un attimo fa, proprio il mostrarsi, l'entrare in contatto in relazioni che possono essere di un grado più sensibile magari rispetto alla popolazione maschile pari età, oppure ci possono essere anche degli altri elementi di timori relazionali, di senso di sicurezza che potrebbero intervenire. Purtroppo viviamo un periodo storico in cui un pochino si crea uno stato di paura generale rispetto alla sicurezza dell'intraprendere relazioni, no? Sembrerebbe, aprendo i giornali, che il vicino di casa, l'amico, la persona più stretta potrebbe da un momento all'altro avere un episodio psicotico e farci del male o perdere completamente il controllo. Non è esattamente così, le situazioni purtroppo vanno sempre conosciute, quelle che leggiamo in cronaca nera soprattutto fin dall'inizio, e lì sicuramente ci sono dei segnali precursori. Però ecco, questo crea una forma non solo di diffidenza ma anche di misure precauzionali probabilmente molto eccessive, soprattutto nella popolazione femminile, e queste ragazze sembrerebbe che entrino molto poco in contatto con i coetanei. Giusto o sbagliato che sia, possiamo solo parlare del fatto che potrebbero essere eccessive e quindi non si crea anche lì quel bisogno relazionale, quella situazione di base che in fondo nutre la nostra personalità. L'impressione è che essere adolescenti oggi non sia affatto facile, dottor Canil. Probabilmente in tutte le epoche non è stato facile. Ogni epoca chiaramente porta con sé motivazioni anche culturali diverse, ma insomma gli adolescenti di oggi hanno davvero una grande responsabilità, no? E una grande fatica che ereditano da questo mondo. Per carità, che non sia facile, il periodo ce lo diceva già Socrate, quindi questo ci fa sicuramente riflettere. Al giorno d'oggi, in realtà, nell'idea di semplificare questo mondo attraverso gli aiuti, la tecnologia e forse anche le mille attenzioni che stiamo cominciando ad avere nei confronti degli adolescenti, potrebbero paradossalmente danneggiarli.
Questo lo dico perché esistono anche delle correnti di pensiero per cui gli adolescenti, ma già i bambini dall'età prescolare circa e dall'età dei primi anni di scuola non andrebbero mai frustrati. Questo è un importante e grave errore che purtroppo avrà ripercussioni anch'esso, perché rischiamo di creare o quantomeno di stimolare i nuclei, usiamo un parolone, narcisistici che possono esserci all'interno di ogni essere umano, no? E che non è il caso di stimolare troppo. Il giusto equilibrio nel limite, in fondo, fa sentire protetti i nostri figli. Il giusto equilibrio però, e una persona dice, ma qual è il giusto equilibrio del dare un limite? Il giusto equilibrio va ovviamente regolato attraverso qualcos'altro che non è definibile, che è il buonsenso. Allora cosa significa in soldoni? Cioè dobbiamo anche stare attenti, ad esempio, che se diciamo di sì ai nostri figli 5 volte, mettiamo un no, sensato, magari spiegato anche, però è giusto anche porre qualche limite affinché loro si abituino che non si può fare esattamente tutto. Perché? Perché il senso del limite è quello che li abituerà in qualche modo a controllare i loro desideri pulsionali, che è normale che ci siano, ma gli permetterà anche un domani di accettare che a scuola possano prendere un voto inatteso e avranno la capacità di far fronte a quell'evento che gli anglosassoni chiamano le capacità di coping, no? Ho un ostacolo, riesco in qualche modo a superarlo. Gli permetterà di far fronte al fatto che il fidanzato o la fidanzata o il primo amore possano non andare bene e magari anche il secondo. E un giorno alla frustrazione che il lavoro per cui tanto hanno sperato non vada in porto, non diventi attuativo, e 1000 altri piccoli o grandi ostacoli della vita, dipende da quanto i nostri ragazzi imparano a far fronte a questi eventi. Quindi un pochino di frustrazione dosata è necessaria, anzi direi indispensabile. Ricordo che spesso nei nostri approfondimenti abbiamo trattato questo tema e quindi l'importanza anche di permettere ai ragazzi e ai giovani di vivere il fallimento, di vivere una frustrazione, è anche quello educativo, no? Molto, vivere il fallimento, vivere la noia, vivere l'incapacità o vivere anche il non avere le cose che vorrebbero, è fondamentale. Noi veniamo da una generazione nata diciamo nello scorso secolo, in cui ad esempio pensiamo tutti nati dal dopoguerra fino agli anni 80 circa, in cui le frustrazioni erano anche molte, no? Forse dal troppo al nulla siamo passati, e questo è un po' la storia ci racconta un effetto dell'essere umano, no? Lì dove c'è il bianco poi tendiamo a fare il nero e poi la generazione dopo fa ancora bianco, proprio per passare da un polo all'altro quasi fosse salvifico. Ma come ci insegnano gli antichi, il giusto sta proprio nell'equilibrio, nel mezzo, e a volte questo ce lo scordiamo. Nella sua attività di neuropsicologo e psicoterapeuta, quindi insomma il suo è un punto di vista importante che ci interessa, quali possono essere le fragilità che oggi gli adolescenti vivono? Che cosa osserva quotidianamente nella sua attività, dottore? Quello che viene notato spesso, non solo da me, ma anche da molti colleghi con cui ci si confronta in modo direi quasi giornaliero, è proprio la dimensione frustrazione e desiderio, no? Oggi l'utilizzo dei social con poco equilibrio, diciamo così, espone moltissimo a questo, e quindi da un lato i nostri giovani vengono purtroppo quasi illusi di alcune speranze, di alcuni stili di vita piuttosto che alcuni oggetti che andrebbero a compensare il bisogno di essere unici, importanti, con una degna autostima, amabili, che è la forma più alta, ci racconta Kelly, un grande autore statunitense che fece un grande lavoro proprio su migliaia di persone. L'amabilità è la dimensione più alta, quindi nella misura in cui io, persona, individuo, mi sento amabile, do per scontato di essere amabile nei confronti degli altri, io avrò una buona autostima, avrò un buon avvicinamento con gli altri e in qualche modo cercherò di andare verso gli altri, quindi una spontanea coesione tra le persone.
Nella misura in cui però questo non dovesse accadere, e questo si costruisce intanto con tutta l'esperienza educativa con i genitori, in particolare le mamme e diciamo tutti coloro che sono stati il caregiver principale, ma poi anche con l'esperienza adolescenziale, quindi mi stacco dalla famiglia e vado verso il mondo e lo esploro. Se io comincio a avere quotidianamente sul mio palmo degli esempi irraggiungibili, questo diventa molto frustrante, ma al tempo stesso un po' mi illude che con qualche scorciatoia semplificata io potrei arrivarci, come se fosse quello l'obiettivo. E quindi perdo sicuramente me stesso, perché non è il fatto di avere la piscina o l'auto dei sogni, piuttosto che essere una star del cinema. Non è necessariamente detto che quello possa accadere, potrebbe anche accadere, ma occorre una cosa che è una magia in via di estinzione, la fatica. La fatica che ci porta a raggiungere gli obiettivi. Quindi io posso guardare l'obiettivo, purché non sia una chimera, no? Ma quell'obiettivo va perseguito non attraverso un click, perché questo click a cui siamo abituati, l'uso smodato di questo click, ci porterebbe a pensare che in un attimo si arriva lì, e invece c'è tutto un percorso. Se i nostri giovani non si abituano a creare questo percorso con piacere, con ottimismo, magari a volte anche non solo col sole ma con la pioggia dentro di noi, chiaramente si perde la possibilità di arrivare a quell'obiettivo, si interrompe prima la ricerca individuale del proprio ruolo nel mondo, e interrompendosi chiaramente è impossibile che si arrivi al termine e quindi a quello che ci eravamo prefissati. La persona che invece ha imparato a superare gli ostacoli o a trovare comunque una soluzione in qualche modo, sarà la persona che, se sbaglia una volta e se sbaglia anche la seconda, continua la terza e anche la quarta. Non significa essere cocciuti, ma significa riuscire a trovare un percorso che permetta finalmente di arrivare lì. Lì dove la frustrazione invece è troppo alta, si interrompe l'esperienza e non si arriva mai. Quello genera un bisogno personale poi di gratificazione che l'essere umano sappiamo che compensa con altro. Con altro significa isolandosi, utilizzando sostanze, utilizzando l'alcol, facendo qualsiasi altra attività che sembra un po' narcotizzare e addormentare quelle parti di frustrazione. Ecco, io credo che l'ambizione è sicuramente un tratto positivo, ma ricordandosi sempre che insomma, per arrivare ai risultati e all'obiettivo c'è bisogno di fatica, no? Come dicevamo, e spesso in un'era di iperconnessione digitale come quella che stiamo vivendo e di disconnessione sociale ci vengono quasi imposti dei standard estetici, comportamentali che sono talvolta irraggiungibili. E lo vedo un po' come un confronto, mi viene da dire, tossico con dei canoni che sono espressi dai social media e che poi vengono impersonati dai nostri ragazzi, dai nostri giovani. Purtroppo sì, dice molto bene, molto connessi da un lato ma molto sconnessi dall'altro. L'ambizione deve esistere, altrimenti togliamo la speranza, e se togliamo la speranza nell'essere umano togliamo tutto. I nostri giovani devono essere ambiziosi, ma devono anche passare attraverso quella che è la coltivazione delle proprie ambizioni, no? Questo diventare sconnessi diventa sostanzialmente un avvilimento della propria persona, ma anche del fare rete e costruire qualcosa insieme, che è un concetto fondamentale che ha accompagnato da sempre l'essere umano. Le uniche forme di isolamento di cui abbiamo esperienza dell'essere umano sono quelle dell'isolamento geografico nella nostra storia. Però teniamo anche conto che lì dove c'è un reale isolamento da un punto di vista geografico, spesso si è visto che l'essere umano poi si ingegna o comunque crea un adattamento al proprio ambiente. Qui siamo tutti vicini, ma in realtà siamo tutti distanti, e questo fa un po' pensare. Sono d'accordo, perché non demonizziamo chiaramente i social media, insomma tutti gli strumenti digitali che abbiamo oggi a disposizione, che in qualche modo favoriscono una sorta di socialità virtuale, però non riescono a sostituire la qualità della socialità, insomma vis-à-vis e faccia a faccia, di quel tipo di relazioni.
E questo è un concetto, credo, che forse un po' sfugga, no, ai giovani di oggi. Dice bene, deve essere l'adulto in qualche modo che regola il buon uso di qualcosa, no? Perché non è questione solamente dei social, ma potremmo allargare questa discussione a moltissime altre cose, no? Perché possiamo parlare di altre abitudini, del tabagismo, dell'uscire troppo di casa, del fare troppo qualsiasi cosa. La giusta misura la dobbiamo insegnare noi. Di fondo citiamo Paracelso che tutto è veleno e nulla è veleno, ma la dose fa la grandissima differenza, no? Quindi non esiste qualcosa che in dosi esagerate o in dosi piccolissime non faccia differenza, fa molta differenza. Noi pensiamo anche all'acqua nel nostro corpo, se è eccessiva può essere un problema, ad esempio, no? Diluiamo troppo gli elettroliti, si ferma il cuore. Ma se è poca ci disidratiamo ugualmente. Nella natura, nell'universo, tutto è regolato da un equilibrio. È quell'equilibrio lì che dobbiamo cercare di insegnare ai nostri figli. E non è semplice, perché al giorno d'oggi un genitore non si trova ad avere a che fare con, faccio un esempio molto culturale della nostra realtà, non si trova a che fare con un figlio che può girare con qualsiasi gioco, il pallone che diciamo è molto diffuso, e rompere la finestra del vicino. Oggi si trova con 1000 pericoli nella rete, nelle sostanze, nelle possibilità di fare delle esperienze strane. Ogni tanto apriamo il giornale, leggiamo o ascoltiamo un telegiornale e vediamo che dagli Stati Uniti spesso importano qualsiasi comportamento sciocco. Per un periodo andava di moda tra gli adolescenti mettersi dell'alcol attraverso l'occhio con la bottiglia, piuttosto che sdraiarsi nella linea bianca che divideva le carreggiate, piuttosto che tante altre cose che abbiamo sentito. Quindi un genitore al giorno d'oggi si trova a doversi difendere da una varietà di azioni che può compiere il nostro figlio o la nostra figlia adolescente molto vasta. Non è più quella, ma sono quelle su cui dobbiamo cercare di mettere parola, e anche la seconda difficoltà è conoscere, perché giustamente non tutti i genitori al giorno d'oggi conoscono tutte le realtà che possiamo apprendere dal mondo della rete, dalla condivisione di esperienze, belle o brutte che siano. È un mestiere arduo anche quello del genitore. Ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero qualche minuto, e poi torniamo in diretta tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta. 0422 1628 332 il numero per intervenire. Stiamo parlando di giovani e isolamento sociale, un disagio crescente di cui stiamo parlando insieme al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Dottore, abbiamo parlato insomma di quanto sia complesso questo fenomeno, di quanto insomma stia dietro, alle spalle di questo ritiro sociale dei giovani. È quello che stiamo osservando, giovani che hanno un po' la paura di esporsi. Dall'altra parte però invece ci sono giovani che in qualche modo si esibiscono quasi con comportamenti al limite, pericolosi, quasi delle provocazioni. C'è proprio una contrapposizione insomma di questi comportamenti che osserviamo nella quotidianità e che sentiamo anche molte volte raccontati nei nostri telegiornali. È esattamente così, diciamo che c'è una parte dei nostri giovani appunto che tenderebbe ad adoperarsi in questo genere di comportamenti, che in realtà, se ci pensiamo bene, ci torna molto utile la teoria dei costrutti personali, e quindi ci fa capire che sono solamente le due sponde dello stesso identico ponte. Come dire, il ponte di Brooklyn, abbiamo Manhattan, New York, e alcuni dei nostri giovani si possono collocare all'altra parte. Cioè, cosa succede? Se da un lato nel mio bisogno adolescenziale, normalissimo, fisiologico, desiderabile, di conoscere, farmi vedere, aumentare un pochino lo mio spettro di relazioni in corso, e desidero un pochino esibirmi su qualcosa che posso ritenere... Avere un po' di visibilità. Un po' di visibilità, ecco, questo ci piace.
allora posso essere un pochino più disinibito da un punto di vista personologico e tentare effettivamente attraverso la tecnologia di mettermi più in visibilità, come giustamente diceva. Dall'altra parte dello stesso identico ponte, cioè il bisogno di relazione attraverso un'azione concreta, e qua potremmo dire che è l'aspetto di esibizionismo è una parola troppo forte, comunque il bisogno concreto di farci vedere dagli altri. Dall'altra parte abbiamo l'adolescente invece che non ritiene, che vorrebbe, desidererebbe anche lui essere visibile e poter aumentare il proprio rating delle relazioni in qualche modo, ma non ritiene di avere degli elementi belli da mostrare, anzi ritiene di averli brutti, negativi, parte già con una bassa autostima. Quella bassa autostima o consapevolezza di non avere magari, perché potrebbe anche essere in parte realistico questo, la consapevolezza di non avere degli elementi molto validi da esibire, da far vedere agli altri, ecco che si chiude. Quindi abbiamo esattamente due poli ma dello stesso costrutto, cioè bisogno di visibilità. Prima dicevo che potrebbe non avere quegli elementi, certo, ma cosa succede? Non stiamo dicendo che quell'adolescente, quel ragazzo, quella ragazza sono sciocchi, sono poco intelligenti. Stiamo dicendo che devono semplicemente mettere un semino a terra, annaffiare ogni giorno e far crescere il proprio albero, cioè devono coltivare qualcosa. Quindi le attività che noi portiamo a fare i nostri piccoli ogni giorno, ogni settimana, sono quelle che, al di là dell'attività specifica, gli fanno comprendere che così possono raggiungere l'obiettivo, un pochino alla volta. La parolina magica, la fatica, l'impegno, questo ce lo stiamo dimenticando. Dall'altra, la persona che invece tende ad esibirsi un pochino, che usa gli aspetti dei social piuttosto che altro per mettersi in mostra e quindi per aumentare la propria visibilità, e diremmo in senso più psicologico-clinico la propria autostima e la propria amabilità, lo sta facendo con una certa, con una sorta di coraggio rispetto a qualche abilità o anche semplicemente quella estetica a volte, ma non è detto che abbia tutta l'autostima necessaria, magari ce l'ha su quel pezzettino lì della propria personalità. Questo implica che quella persona potrebbe puntare troppe fish su un'unica giocata e perdere tutto anche. Quindi, in un certo senso, ambedue i poli di questo costrutto di visibilità, posti così, sono molto rischiosi. Cos'è che toglie il rischio sia da un lato che dall'altro? L'insegnare ai nostri ragazzi a coltivare bene i propri aspetti, a trovare quelle che sono le loro risorse, che sia una e che siano 10 non ha importanza, ma quelle risorse che loro coltivano rimangono con loro stessi per sempre e non gliele toglierà mai nessuno. Casi rari se proprio accade qualcosa di terribile, però insomma in linea di massima le abilità che sviluppiamo rimangono con noi per sempre, per tutta la vita. Anzi, studi dimostrano, studi longitudinali, no? Che sono quelli che noi amanti della scienza amiamo particolarmente, perché sono quelli che tagliano la testa al toro. Cioè, se noi prendiamo una persona nel giorno X della propria vita e lo seguiamo per 20 anni, noi abbiamo uno studio longitudinale che ci dice perfettamente quali elementi di partenza hanno costruito poi gli esiti. Questo un po' in tutti gli ambiti scientifici. Gli studi longitudinali ci raccontano appunto che la persona che ha sviluppato bene un'abilità in realtà ha sviluppato non solo quell'abilità, ma in modo sottostante un terreno molto fertile al poter imparare come far fronte a vari eventi diversi. Quindi è fondamentale. Spesso nei nostri approfondimenti abbiamo toccato il tema della rabbia, che è sicuramente un tipo di manifestazione. È però un'emozione classificata sempre come negativa, la rabbia, dottore? Dipende. Allora, la rabbia è un sentimento che esiste e dobbiamo farci conti, anzi l'essere umano, ci ha raccontato Freud parlando appunto della società, ha imparato via via civilizzandosi un po' a deviare la rabbia su altre cose, però è un sentimento che esiste. Se noi lo canalizziamo bene, in realtà ha un sacco di kilowatt di potenza quell'emozione lì, e anche questo è un compito del genitore, no?
a patto che già il genitore però sappia canalizzare la propria rabbia, altrimenti in modo passivo rischiamo di raccontare qualcosa ai nostri figli da un punto di vista educativo, ma noi per primi non lo facciamo, quindi è importante essere coerenti. La rabbia nei giovani poi è ovviamente più sviluppata, no? Sia per la giovane età, ma sia anche per tutto quello che è il piccolo grande disagio che si attraversa nell'adolescenza e nella crescita. Questa rabbia ben canalizzata è energia che possiamo veramente mettere e far crescere negli ambiti giusti. Talvolta però la rabbia la canalizziamo male e tendenzialmente è un sentimento che viene mal visto all'interno della nostra civiltà odierna perché è ritenuto incivile. Diciamo che canalizzare la rabbia in modo adeguato, l'assertività, come ci raccontano i comportamentisti, sarebbe quella maniera intanto di far presente agli altri: guarda che sono molto arrabbiato per quella cosa che tu mi hai detto. Ecco, questo sarebbe un modo molto assertivo, ma a volte non è sufficiente. In ogni caso il civilizzarci prevederebbe che noi provassimo almeno a fare questo. Al giorno d'oggi vediamo, ci sono dei dati provvisori, no? Sembra che ci siano molte segnalazioni di episodi di rabbia da parte della popolazione generale. Viene da chiedersi... Parliamo anche di adulti, non soltanto di adolescenti, di giovani. Parliamo anche e forse soprattutto di adulti, però aspettiamo di avere qualche dato scientifico un po' più preciso e attendibile. Sembrerebbe che dal post-Covid vi siano episodi di manifestazione di rabbia che magari non hanno nessun esito importante o legale, tanto per dire, ma come se la popolazione generale, in questo caso parliamo soprattutto di adulti, avesse talmente soffocato i propri bisogni, anche il proprio bisogno di unicità, di sentirsi gratificato, di sentirsi apprezzato, che lì dove qualcosa di minimo va a frustrare la propria unicità o il proprio bisogno di sentirci un pochino meglio forse di qualcuno, questa è una cosa un po' scomoda ma l'essere umano ce l'ha, ecco che esprimiamo molto la rabbia. Questa rabbia potrebbe essere proprio la conseguenza delle ristrettezze che abbiamo vissuto probabilmente negli ultimi anni. Non diamo la colpa ovviamente al Covid soltanto, ma forse in generale anche del diffondersi di queste immagini favolose delle vite fantastiche di tutti gli altri, ma chissà se è proprio così e se è proprio vero. Ciascuno di noi vorrebbe un po' narcisisticamente avere quello stile di vita, quelle possibilità, ma che non tutti possiamo, e quindi questa è una frustrazione un po' quotidiana che rischiamo di vivere. Ecco che a quel punto, per compensazione, sembra emergere un bisogno di primato su qualcosina. E questo si può tradurre in qualcosa di magari apparentemente sciocco, che può essere, non so, la persona un po' più rabbiosa al volante, quella che pretende qualcosa nei vari sportelli di assistenza, quella che alza la voce e quindi ci sta raccontando fondamentalmente di una frustrazione che sta vivendo e che non riesce più a sopportare, non è più maneggiabile. Che può riguardare anche la sfera lavorativa, e qui insomma sono in aumento anche i fenomeni di burnout e quindi legati al forte impegno lavorativo e quindi al raggiungimento anche di obiettivi sociali, personali che ognuno di noi chiaramente si pone, no? Assolutamente sì, il burnout sembra essere uno di quelle sindromi in aumento importante, lo vediamo anche negli studi, perché arrivano sempre più numerose situazioni appunto in cui si esprimono attraverso dei sintomi ovviamente che sono quelli dello stress, dell'ansia, disturbi d'attacco di panico, depressione, insonnia, disturbi gastrointestinali di vario tipo, piuttosto che muscoloscheletrici, insomma un po' tutto quel corollario di sintomi che può fare la persona che è particolarmente stressata. Questa non espressione della frustrazione o questa lettura anche anomala di quello che dovrebbe essere la nostra vita ma non è, crea appunto quella spaccatura, quella scollatura a cui andiamo incontro quando c'è il burnout. Chiaro che nel burnout c'è anche molto altro, c'è l'eccessivo stress per un tempo prolungato, c'è il clima negativo che stiamo vivendo, a un certo punto la persona si trova talmente in difficoltà
che vi è una prima reazione da un punto di vista emotivo di forte distacco e indifferenza, quello è già un primo segnale. Poi cominciano le sintomatologie d'ansia, lo stato di apatia, depressione, svariati altri sintomi che portano un pochino a proprio l'esaurimento delle proprie risorse. Anche lì bene assolutamente fermarsi molto prima, alzare la bandierina bianca, chiedere aiuto sia su un ambiente di lavoro, al proprio medico di base, al proprio psicologo, ai propri amici, in qualche modo farla un po' più visibile agli altri in modo che possiamo avere qualche indicazione. Le altre persone sono favorite dal fatto che ci osservano, no? Forse il passo sempre più complicato da fare è proprio quello di chiedere aiuto, no? Tornando al mondo degli adolescenti, il mondo giovanile, ecco, a me piace sempre ricordare, prima abbiamo detto che il suo punto di osservazione è sicuramente fondamentale, mi piace ricordare che lei, dottor Canila, è tra i 3 terapeuti con più visite in un anno in Italia, a livello nazionale, se non sbaglio. E quindi le chiedo dal suo punto di vista di osservazione se questo problema di cui questo disagio di cui abbiamo parlato oggi, dell'isolamento sociale, non viene affrontato, quali potrebbero essere le conseguenze, quali risvolti potrebbe avere sugli adolescenti? Potremmo andare incontro ad una situazione in cui abbiamo una massa eccessiva di adolescenti scontenti e che fondamentalmente non stanno mettendo le giuste basi per diventare degli adulti soddisfatti, sereni. La parola serenità al giorno d'oggi è un po' dimenticata, forse si legge più in letteratura e romanzi, ma da un punto di vista clinico dovremmo un po' rivalutare questa parola, perché è l'atteggiamento della persona che sostanzialmente è in equilibrio un po' a prescindere dagli eventi della vita, no? Dico un po' perché sulle cose troppo importanti non si può stare in equilibrio, non siamo dei supereroi, però l'atteggiamento di serenità è quello che permette di affrontare. Se i nostri adolescenti non riescono a costruire una loro base, rischiamo di produrre in loro col tempo una frustrazione che rischia di cronicizzare e quindi rischiamo veramente che diventino degli adulti poi che a loro volta saranno portatori di disagio, di insoddisfazione non solo nelle generazioni a seguire, ma anche proprio per il loro stile di vita, per la loro qualità, i risultati scolastici, ma che poi si tradurranno in risultati professionali, ma che poi si tradurranno nella vita di tutti i giorni, perché la rete sociale dell'essere umano sta in piedi proprio perché una persona fa una cosa, una ne fa un'altra e tutto funziona. Se cominciano a incepparsi troppi ingranaggi in tutto ciò, rischiamo di diventare una società eccessivamente negativa. Quindi andrebbe curato con grandissima attenzione quello che sta accadendo oggi. Ecco, sono tanti i fattori insomma, che sicuramente contribuiscono e sono importanti, uno su tutti la scuola. Andiamo verso la conclusione dell'anno scolastico, ovviamente è un periodo che porta con sé preoccupazioni, incertezze, anche ansia. Molti studenti poi mostrano stanchezza, un calo della motivazione che è sicuramente fisiologico. Quale consiglio per i giovani e anche qualche consiglio per i genitori che chiaramente devono sostenere e supportare i figli in questo delicato momento di transizione? Se dovessimo dare delle indicazioni ai giovani, mi limiterei a dire intanto che insomma, non è che gli ultimi mesi diventino fondamentali sul recuperare magari situazioni che non sono andate bene in partenza, però è anche giusto che comunque si impegnino anche se trovano solo in questo momento la possibilità di salvare il proprio corso di studi, ma è assolutamente normale che vi sia un calo di rendimento, insomma un po' verso fine anno, i nostri insegnanti ce lo insegnano a loro volta e lo sanno benissimo e quindi cercano di fare tutto il possibile per prevenire questa forma di stanchezza. È anche vero che le situazioni mediamente che tendono a partire bene tendono ad avere più stabilità. Però insomma ci sono anche altri casi, magari minori, ma in cui è giusto provarci, in cui le cose non sono partite benissimo, ma come si diceva una volta col colpo di coda finale si può rimediare. Ma è importante riuscire a mantenere un buon grado di fiducia in se stessi, quindi incoraggiamo i nostri giovani a
a chiudere al meglio la situazione. Forse i consigli maggiori o le indicazioni, ecco, mi permetto di dire così, vanno date ai genitori che spesso si preoccupano molto, e questo è un diritto preoccuparsi, ma è il caso magari di provare a fare delle azioni in tempi più congrui, quindi lì dove vedono che magari le proprie ragazze o ragazzi cominciano ad avere delle difficoltà di tipo scolastico, bisogna fare attenzione, perché in moltissimi casi vediamo che dietro le difficoltà scolastiche in realtà ci sono altre difficoltà che possono essere di tipo sociale, affettivo, talvolta anche familiare stesso, o una relazione familiare che non funziona, piuttosto che altre cause magari minori. Ecco, se quelle situazioni non riuscissimo a lavorarle in tempo, e quindi in qualche modo, non dico proprio direttamente dallo psicoterapeuta, ma provando magari ad informarsi e a cercare un supporto professionale, a volte anche nel lavoro stesso o unico con la famiglia si riesce a migliorare una situazione. Ed ecco che questo significa che in questo mondo così molto complessificato, non semplificato come il secolo scorso, ma complessificato, con una serie di azioni magari collaterali, riusciamo a incanalare meglio i nostri ragazzi, si crea la fiducia in loro stessi e possiamo portarli ad un percorso più produttivo. Gli insegnanti sono contenti, possono ovviamente dar loro stessi delle indicazioni, e spesso è così, perché il polso della situazione poi ce l'hanno loro in molti casi. Ecco che con delle azioni mirate e accorte diamo un percorso adeguato ai nostri figli. Ecco, quando c'è un disagio, fortunatamente ci sono anche quei ragazzi che arrivano a chiedere l'aiuto, il conforto, il confronto con uno specialista, no? E quello è sicuramente un passo importante. Passo importante, è anche una possibilità che oggi c'è, ieri non c'era, e quindi sono tutti colleghi che lavorano in ambito scolastico che creano questi sportelli molto utili, perché non solo prevenire ma anche individuare in tempi brevi le situazioni di disagio significa mettere i nostri ragazzi subito nella carreggiata giusta, affinché possano poi migliorare o risolvere eventualmente quelli che sono gli aspetti che gli creano difficoltà. E quindi grande attenzione anche al benessere psicologico sempre di più degli adolescenti. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Grazie per i consigli, speriamo che abbiano dato qualche spunto interessante anche ai nostri amici che ci seguono da casa. Grazie a voi di averci seguito, a Francesca Pezzo e Mattia Pizzaia in regia, vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.